C'entro anch'io, c'entro anch'io. Di nuovo c'entro anch'io, bentrovati. Giuditta e Oloferne sono i protagonisti della nostra breve prima parte di puntata. Poi si parlerà di cappelli, di cani, di padroni, restate con noi. Proviene dalla chiesa bresciana di San Giorgio e reca iscritta la data di esecuzione, il 1686. La tela raffigura Giuditta, la giovane vedova ed eroina biblica, mentre solleva la testa appena recisa del condottiero Assiro Oloferne, il cui corpo esanime giace ancora sul letto alle sue spalle. Accompagna la donna la vecchia ancella, intenta a osservare la padrona, reggente tra le mani il sacco preparato per il macabro trofeo. La scena raffigura il noto episodio narrato nel libro di Giuditta. Per salvare il popolo ebraico, la donna va nella tenda del comandante nemico Oloferne, di lei innamorato, e che prepara un banchetto in suo onore. Durante la notte, mentre l'uomo dorme, Giuditta lo decapita con la sua stessa spada. Le truppe nemiche si ritirano e abbandonano la città. Bene, ora possiamo svelare tutto il nostro modo di dire di oggi, simpatico anche quello che vi proponiamo in questa puntata. Caga il capello al ca per fas ulibè dal padrù. Come sono andate le cose a Venezia? Siamo tornati in compagnia di Giorgio e Vittoria, studenti liceali, liceo classico. Quali sono le materie più dure, Vittoria? Greco e fisica. Vediamo un po' come ve la cavate con questo modo di dire bresciano. Voi dialetto, niente? Un po' di veneziano, ma le basi. Ci dici qualcosa in veneziano, Giorgio? Che non siano parolacce, No. Non siano parolacce Demo. Potei. Piron. Putei, però non è Venezia. Putei è Fioi. Fioi. Ma Che chi hai sono detto ragazzi. Pirom? Piron, che è la forchetta. Ah, ecco, da noi al Perù effettivamente, vedi che c'è una certa analogia. Vabbè, Vitto, vai. Caga. Caga era. Caga, sì. Sono fortissimi. Caga. Caga il cappello al ca per fas ulibè dal padrù. Sì, brava Vittoria, no? Sei cavata bene. Tu avete capito qualcosa? Allora, Il cappello dalla testa sarà per tipo togli il cappello dalla testa per qualcosa col padre, sicuro, per far per fare omaggio al padre. Al padre. È padrone in realtà. Vabbè. padrone. Oh ragazzi, un 8:30 lo porto da casa. Si vede che siete liceali. Va bene, grazie, buon proseguimento ragazzi. Allora ragazzi, pure voi studenti, liceo scientifico internazionale, mi pare che ci avevate già raccontato, le cose vanno bene, non vi chiediamo nulla dei vostri sentimenti perché insomma siamo rispettosi. Come si vive a Venezia? Voi siete di Venezia ragazzi? Io no, io abito fuori. Io sì, sono di Venezia. Venezia, insomma, Venezia, Mestre, zona, proprio qui, come si vede, come si sta con sempre una città assaltata giustamente dai turisti, ecco. Sì, guarda, Pro e contro. bisogna sapere un po' gli orari in cui magari, come dire, l'orario di punta, no? Però anche un po' conoscendo le zone meno frequentate si riesce a vivere. Benissimo, ai saggi consigli di Pietro io ho puntato tutto. Ragazzi, proviamo questa. Caga. È una parolazza, Vittoria, fai tu, caga. Scusa, Allegra, perdonami, caga. Il cappello al ca per fas ulibè dal padrù. Togli il cappello dai piedi. Dai piedi, perché ca a Venezia sono i piedi. Cioè, No. caga, il capello, al ca. Dove dà fastidio, insomma. Quindi ca vuol dire da dove dà fastidio, ok? Per. Non saprei. Fa sulibè dal padrù. Per. Dal padrone. Dal padrone. Vuol dire togliersi il cappello davanti al cane del padrone per farsi voler bene dal padrone, cioè proprio come dire una squallida ruffianeria, ecco, no? Insomma, per ringraziarsi le simpatie e il potere del padrone, ruffianarsi e piegarsi anche di fronte al cane. Va bene ragazzi, in bocca al lupo per tutto, grazie, da Venezia è tutto, alla prossima, ciao! Ancora non posso andar più via, perché Venezia mia m'hai fatto innamorare.